Buongiorno, buona domenica, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Una giornata decisamente estiva nella nostra regione, con temperature che già questa mattina, poi magari vediamo i dati dell'ARPAV, si aggiravano attorno ai 25-26 gradi, che probabilmente arriveranno anche a sfiorare i 30 gradi, quindi proprio un'estate in anticipo. L'estate che si vede anche dal volume di persone, turisti, visitatori che si spostano all'interno del Veneto. Ci arrivano notizie di un primo weekend balneare per la Riviera, tantissime persone nelle città d'arte, molte persone anche sull'altopiano dei 7 comuni, nella zona delle Dolomiti, quindi una giornata importante per il Veneto, anche per tornare prima possibile a quella normalità che insomma tutti speriamo ormai da più di 2 anni. C'è però la cronaca di cui parlare, perché continuano ad arrivare notizie dalla nostra regione. Ieri c'era stata una sfilza davvero drammatica di incidenti stradali, alcuni dei quali avevano avuto purtroppo anche esito mortale. Questa notte, ieri sera, sembra essere andata un po' meglio, non sono arrivate notizie di schianti, però ieri c'era stato un violentissimo incendio a Porto Bufalè in un'azienda. Noi eravamo sul posto, vediamo com'è andata, vediamo se ci sono anche ripercussioni per l'ambiente e per la salute pubblica. Dalla colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza all'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco passano pochi minuti in una mattina che a Porto Bufalè fa temere il peggio. Le sirene dei pompieri viaggiano in direzione zona industriale e in poco tempo il passaparola nel piccolo paese corre, perché ad essere aggredita dalle fiamme è un'azienda molto nota, la Nikos, che tra la sede trevigiana e quella di Prata di Pordenone dà lavoro a 150 dipendenti. Fiamme nella ditta che in via Bastie produce lavabili, piatti docce e vasche da bagno. Fiamme in un edificio con all'interno resine, vernici, materiale plastico usati per la produzione. L'incendio fino adesso sulla zona produttiva non l'ha presa, abbiamo problemi normali per lo spegnimento della guaina sul tetto, stiamo provvedendo. Per il momento abbiamo tutte le forze disponibili, squadre di Pordenone, di Treviso, volontari Gaiarine e anche di Sacile e distaccamenti vari. L'incendio scoppia poco dopo le 11:15, a quanto pare durante i lavori di manutenzione e pulizia per il fine turno. Cause tutte da definire. L'allarme tra i dipendenti è immediato e consente ai vigili del fuoco di riuscire a circoscrivere il rogo, pur se con difficoltà. La buona notizia è che tra i dipendenti presenti nessuno è ferito, ma i timori non mancano. Il primo è che i liquidi infiammabili potrebbero innescare scoppi o esplosioni, ma il pericolo viene scongiurato presto, prima che si presenti il secondo ostacolo. Il problema è la guaina sul tetto. Cosa potrebbe provocare? Fuoco, fiamme, percolamento sul materiale sottostante. Si lavora incessantemente mentre nelle vicinanze dell'area si accalcano numerose persone, la maggior parte operai della stessa azienda, ma anche di ditte vicine o semplici residenti. Troppo pericoloso, tanto che la zona viene resa off limits dagli stessi vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco. Dispiace per quello che è successo, è un'azienda importante del territorio. Per fortuna so che non si è fatto male nessuno, questa è la cosa più importante. Con il passare delle ore il super lavoro dei vigili del fuoco dà i suoi frutti e anche la situazione della guaina viene risolta. ARPAV è stata nel frattempo allertata per rilevare un eventuale inquinamento dell'aria, ma il sindaco è ottimista e per il momento non vengono emanate ordinanze. Al centro di Porto Bufalè sinceramente non si sente niente, per fortuna, perché l'aria tirava verso Fontanelle, quindi non verso Porto Bufalè. Quindi da questa parte abbiamo solo fabbriche, non abbiamo neanche abitazioni, quindi il problema diciamo è relativo se resta in questa area. Danni ingenti, comunque ancora in via di quantificazione, ma il personale è preoccupato. Sentite cosa ci hanno detto. È brutto, molto brutto, purtroppo, perché che adesso quanto si andrà avanti non si sa, noi siamo dipendenti e dunque
Il timore per il futuro, inevitabile, la voglia di sapere quando e come ripartire. L'altra faccia della giornata a Porto Buffolè è quella dei lavoratori. Ci sono gli operai con le braccia e il volto annerito dal fumo che escono dalla struttura quando ancora le fiamme stanno impegnando i vigili del fuoco e hanno i volti rigati da lacrime o con i segni addosso dello shock per lo scampato pericolo. E ci sono i loro colleghi accorsi da casa per vedere la loro Nikos aggredita dalle fiamme. Qualcuno aveva lavorato proprio stamane, staccando il turno alle 6. No, io ho saputo tramite mio marito che è venuto a casa e mi ha detto guarda che sta prendendo fuoco, ma ho detto no, perché io ho finito il turno stamattina e era tutto a posto. Vengono i brividi nel rendersi conto che solo qualche ora dopo è scoppiato l'incendio e tra chi arriva c'è anche il timore che qualcuno dei colleghi si sia fatto male. Un po' la paura, sì, come tanti, penso come tutti, credo, però penso che sì, ci sta insomma in queste situazioni. Si cerca di consolarsi a vicenda, mentre fuori, come spettatori di un dramma non richiesto, ci sono anche i titolari dell'azienda. Nessuna voglia di parlare al microfono, solo una mezza frase con un filo di voce. La cosa importante è che nessuno si sia fatto male. C'è una causa da accertare, ci sarà una conta dei danni da definire. Anche il sindaco cerca di dare qualche parola di consolazione. Lui che il nome Nikos lo conosce molto bene. È una delle prime aziende dove ho cominciato a lavorare io quando ero giovane, alla Nikos Albina di Gaiarine, quindi nel 1987 i miei primi 4 anni di lavoro li ho fatti alla Nikos, quindi un pezzo di cuore tra virgolette lo ho nella Nikos con questo nome. Una tragedia, un giallo a Venezia dove un giovane è rimasto stritolato in un cassonetto di vestiti usati. Vediamo. Una storia di povertà, il dramma nel dramma. Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, un giovane probabilmente senza fissa dimora ha perso brutalmente la vita cercando di recuperare dei vestiti da una campana per la raccolta di indumenti in via Spalti a Mestre, all'altezza del civico 51. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava rovistando nel cassonetto degli abiti, ma si sarebbe sporto troppo, perdendo l'equilibrio. Probabilmente ha provato ad aiutarsi con le mani, ma è rimasto incastrato con la testa all'interno della campana, attivando il meccanismo che separa il vano dove si infilano i sacchetti dal deposito sottostante, una trappola mortale. Per lui non c'è stato scampo, incastrato nel congegno non è riuscito più a liberarsi. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti allarmati dalle urla che provenivano dalla strada. Una volta giunti sul posto i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Per aprire il cassonetto e recuperare il corpo i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie. La polizia sta procedendo all'identificazione della vittima. Il giovane non aveva con sé alcun documento. Restiamo a Mestre perché è tornato a casa il commerciante accoltellato nel suo negozio di Via Piave. Sul luogo della violenta rapina ancora visibili le tracce di sangue del commerciante bengalese 41enne accoltellato al naso e vicino all'occhio destro da un nigeriano nel corso dell'aggressione nel suo centro di assistenza fiscale, oggi chiuso. Il fatto ieri sera dopo le 20 a Mestre in via Piave, come racconta uno dei commercianti della zona che aveva visto l'aggredito uscire dal suo locale poco prima della rapina. Io ero in bar, lui era appena uscito dal bar per rientrare al lavoro. È un nordafricano, sembrerebbe che precedentemente aveva rubato il telefono a lui. Dice se vuole avere il suo telefono indietro deve dargli 200 euro. Lui a quel punto risponde di no e l'altro tira fuori il coltello e lo accoltella sul sopracciglio. Fortunatamente a bloccare il nigeriano e a soccorrere l'aggredito alcuni suoi connazionali che si trovavano all'interno del suo CAF, racconta oggi il cugino del bengalese. Meno male se altri 3-4 bangla era dentro. Per quello loro era subito già... L'hanno cercato? Sì, ha cercato di quello nero. E poi è scappato? Quasi 10 minuti dopo è scappato. Ha chiamato polizia, è arrivato tutta gente, anche se telecamera di qua. Ha aiutato tutti, però già meno male dentro se altri 5-6 bangalesi. Ha aiutato loro, per quello... Ma c'erano anche i suoi figli, i suoi bambini con lui? Sono arrivato dopo. E l'hanno visto in quelle condizioni? L'hanno visto ferito? Sì, visto perché tutto era sangue, tutto, anche naso. Il 41enne accoltellato conosce bene il suo aggressore, visto che umanamente lo ha più volte aiutato anche con oboli di varie entità, racconta sempre il cugino del commerciante bengalese. Dai per piacere, perché fame, lui ha dato ben intero. È arrivato l'altro giorno a rinnovo anche ieri sera, e ti dai 200 euro.
serve in visione. Ma perché devo dare a te? Ho detto no, perché lui è forse ubriaco, non lo so, preso qualcosa, no, devi dare. Ho detto no, io non ho i soldi. Dopo lui non dà, lui preso di tipo di coltello. Oggi fortunatamente fuori pericolo, suturate le ferite e rimediando diversi punti, il commerciante accoltellato ha deciso di tornare a casa dall'ospedale per rientrare in famiglia. In quella zona commercianti, residenti, cittadini iniziano ad avere davvero paura ed è partita anche una raccolta di firme. Dura la condanna della violenta rapina di Via Piave da parte del portavoce della comunità bengalese veneziana. Mestre sta diventando un posto dove è quasi impossibile vivere. Una persona non può fare neanche una passeggiata in tranquillità in una via così bella, e un episodio simile è successo 3 settimane fa in via Cappuccina, dove un altro commerciante bengalese è stato aggredito. A nome delle oltre 20.000 persone di nazionalità bengalese che rappresenta, chiede l'intervento e una chiara presa di posizione da parte del prefetto Vittorio Zappalorto. Noi come comunità, come bengalesi, lavoratori normali, chiediamo più sicurezza e più controlli in queste vie, perché non è possibile che una persona non riesca a fare la sua attività e non riesca a fare una passeggiata in tranquillità in un posto, in un paese civile come Italia. A pensarlo come lui anche i residenti della zona, a cominciare da colui che qui viene definito il sindaco di Via Piave. Ha creato anche la pagina social Erobe di Via Piave, dove ha avviato una petizione per chiedere più agenti a piedi nel quartiere. Nel sindaco di Venezia per avere più vigili urbani che vengono però a piedi a controllare un po' di più la Via Piave, perché non passa giorno che ci sia qualcosa. Molti qui denunciano la pericolosità e l'insicurezza di quanti si trovano quotidianamente a dover fronteggiare spacciatori e criminali. È una delle zone più critiche della città e per molti anni è stata trascurata, non c'è stata quell'attenzione che ci doveva essere per bloccare una situazione che è agli occhi di tutti, dei cittadini. Io ho parlato anche con qualcuno delle istituzioni, diceva che era tutto sotto controllo. Abbiamo visto anche i fatti recenti che non è vero. Da Via Piave a Mestre, a Viale Verona a Vicenza, la situazione non cambia poi molto, ci sono problemi, c'è degrado, ci sono tante segnalazioni dei cittadini e le autorità iniziano a entrare in modo importante in questa vicenda. Un condominio ad alta tensione e degrado. L'ultima segnalazione a Rete Veneta arriva da Vicenza, dove questi cittadini ci avevano chiamati all'incrocio tra Viale Verona e Viale Quintino Sella per chiedere aiuto. Droga, degrado, sporcizia, un allarme che era stato lanciato dai residenti già nel novembre del 2020. Oggi questo allarme ritorna con forza e ritorniamo anche noi di Rete Veneta. Certo, l'allarme ritorna anche perché è stato chiuso un ricovero con 35 senza tetto che ora sono in giro, che ci stiamo ritrovando qui tutte le sere. Qualcuno dorme all'addiaccio proprio qui nei corridoi del condominio, ci sono le foto che lo documentano, ma non solo, c'è anche un problema di spaccio di droga. Noi abitiamo dall'altro lato della strada, abbiamo un parcheggio un po' nascosto, vengono qui a comprare la droga e poi a drogarsi dove noi parcheggiamo le auto, abbiamo i bambini, per cui è molto pericoloso. È molto pericoloso, per questo i residenti chiedono a noi di Rete Veneta di portare la loro voce alle autorità competenti e noi, fedeli alla nostra missione, ci rivolgiamo al questore di Vicenza e gli chiediamo una risposta. Noi stiamo già dando grande attenzione alla situazione di questo condominio e alle zone limitrofe, per quanto riguarda soprattutto le attività di prevenzione e eventualmente di repressione dei fenomeni delinquenziali. Quello che posso assicurare è che, come dicevo, la situazione è ben all'evidenza nostra e da parte mia continuerò ad inserire questo condominio e la zona dove è ospitato tra gli obiettivi sensibili da controllare sistematicamente nell'ambito dei servizi interforze che pressoché quotidianamente poniamo in atto. Bene, ringraziamo il questore per l'attenzione che assicura, ma c'è di più. I residenti assediati dal degrado sul nostro TG chiedevano agevolazioni burocratiche per potersi proteggere con cancellate da droga e bivacchi dei senza tetto.
e delle autorizzazioni particolari per poter recintare le nostre proprietà in modo da impedire al massimo l'intrusione di gente che non desideriamo. Cancellate per impedire l'intrusione di gente non desiderata, un appello che viene subito raccolto dal questore. Da parte nostra noi siamo assolutamente favorevoli alla predisposizione di sistemi di difesa passiva, così come l'abbiamo sollecitato in maniera formale anche nei confronti di edifici abbandonati ed altre aree urbane di degrado. Anche in questo caso un sistema di difesa passiva può essere di assoluta importanza e di utilità per evitare che determinate persone possano soggiornare, possano presidiare questi condomini senza averne titolo. Il questore è favorevole ai sistemi di difesa passiva come la recinzione del condominio e il sindaco dà la sua disponibilità ad agevolare l'iter burocratico? E siamo disponibili con gli uffici tecnici a condividere un'eventuale progettazione cercando di capire se si tratta di area privata o area privata aperta al pubblico in maniera tale da superare eventuali difficoltà. C'è la disponibilità, li aspetto presso l'amministrazione comunale per condividere il percorso. Il sindaco di Vicenza dà la sua disponibilità ad incontrare questi cittadini e gli apre le porte del comune. Molto bene, quello che potevamo fare per oggi lo abbiamo fatto. I residenti del condominio Bucintoro hanno ricevuto una risposta. Adesso dalle parole si passi ai fatti. Vicenza è solo un esempio di quello che si può fare quando le istituzioni collaborano con i cittadini. Ovviamente le nostre redazioni, i nostri microfoni, i nostri telefoni sono sempre a vostra disposizione. Potete segnalarci, contattarci per raccontarci quello che non va davanti a casa vostra. Noi poi lo trasformiamo in segnalazioni servizi per approfondire, cercare di dare una mano. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, ancora buona domenica, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta, in onda, anche oggi, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo ancora nella pagina della cronaca di quello che è successo nelle scorse ore nella nostra regione. Vi ricorderete la vicenda, l'incidente che ha portato alla morte di Davide Pavan, 17enne di Morgano, travolto e ucciso da un'automobile. C'è attesa per la data dei funerali e nei giorni scorsi i compagni di scuola hanno osservato un minuto di silenzio. Un minuto di silenzio in tutte le scuole di Morgano per ricordare Davide nel giorno dell'addio. Sarà uno degli omaggi della comunità al 17enne vittima della tragedia di paese nel giorno dei suoi funerali. Il sindaco Daniele Rostirolla ha scritto la lettera di richiesta per questo momento di riflessione da spedire ai dirigenti scolastici. Manca soltanto la data. La cerimonia funebre non è ancora stata fissata. Prevista la prossima settimana, dovrebbe svolgersi mercoledì, ma potrebbe slittare a venerdì o sabato per dare la possibilità ai suoi compagni di scuola di essere presenti. Già ieri sera intanto c'erano molti amici alla veglia organizzata nella parrocchia. Due momenti che hanno colpito Don Mario Vanin. Da una parte i giovani, credo che il 60-70% delle persone fossero ragazzi. Ma non è stato solo questo. Ho visto anche dei piccoli maestri, soprattutto nella capacità di essere spontanei nel dimostrare il loro dolore, ma nello stesso tempo anche molto attenti, molto sensibili con le loro domande sincere sulla vita, e credo che anche una comunità possa imparare da loro. E le domande sono: ma cosa vuol dire stare a questo mondo? Come vivere una vita che è così breve? E poi un altro aspetto: l'atteggiamento delle donne, delle madri soprattutto, che hanno una sensibilità, un'intesa, quasi una complicità molto particolare, per cui la capacità di comprendere subito la sofferenza senza dire parole di circostanza che non servono a niente. Intanto la famiglia di Davide continua a elaborare un dolore troppo forte soltanto da immaginare. Perdonare è una parola molto grande in questi casi. È una possibilità, ma sono processi lentissimi, se ci saranno. Io direi di lasciarla sempre come una cosa possibile, quasi sospesa. È possibile, come per alcuni è stato possibile, ma sono processi che non vanno forzati e non vanno soprattutto posti come un qualcosa di incalzante.
Nella notte fra venerdì e sabato, poi anche nella giornata di ieri, il maltempo si è abbattuto, si è accanito su una zona piuttosto circoscritta del Veneto che va dalla Valsugana fino a Bassano del Grappa, la Val Brenta, Mussolente, Solagna, grandinate imponenti, addirittura un record, quello che viene visto come un record di precipitazioni con 50 mm in una manciata di minuti, 50 mm di pioggia in una manciata di minuti, sottopassi riempiti dalla grandine. Abbiamo anche parlato con i sindaci, vediamo cosa è successo. Pochi minuti sono bastati per mandare in tilt il territorio dalla zona di Valstagna a Val Brenta, passando per Solagna e Mussolente. Pioggia, grandine, vento, maltempo che ha messo in ginocchio diverse aree. A Solagna il sottopasso di via Bresaggia è stato sommerso con disagi alla viabilità importanti. In questo sottopasso si è riversata praticamente tutta la grandine che è venuta giù da tutta via Bresaggia, che è una via lunga quasi 1 chilometro, insomma, perché purtroppo ormai le strade fanno da valli e portano tutto quello che viene giù. Qui in fondo si è fermata tutto perché ovviamente la grandine ha intasato gli scarichi, perché il sottopasso di per sé quando piove, voglio dire, riesce anche a scaricare benissimo l'acqua, però è ovvio che quando è intasato come ieri sera. Paura a Valstagna con la strada completamente allagata, come si vede anche dalle immagini di meteo Bassano e Pedemontana del Grappa. Danneggiamenti a causa della violenza, della pioggia e della grandine. Il centro di Valstagna, diciamo da San Gaetano fino a Oliero, è stato colpito pesantemente con grandine, con tanta grandine che ha otturato i tombini e quindi alcuni accumuli consistenti che hanno provocato allagamenti nelle case private e poi delle difficoltà sulla statale 47, anche lì con allagamenti. Si è staccato il semaforo di Carpanè, però prontamente sono intervenuti i vigili, insomma, per garantire la circolazione manuale. A Mussolente 50 mm d'acqua scesi in una manciata di minuti e poi chicchi di grandine lungo una fascia obliqua che si è abbattuta su tutto il paese, da nord a sud sino a Casoni. Paura sì, tanta. La grandine, così come era fina, ha creato una coltre di ghiaccio dai 30 ai 40 centimetri che ha ostruito le caditoie e insieme con i rami, qualche ramo spezzato, ha fatto non defluire l'acqua nelle strade e non solo. Addirittura i tabelloni elettorali abbattuti dal vento e si è rischiato davvero molto. Nel Parco della Vittoria, al parcheggio, sono caduti su 2 macchine, fortunatamente creando pochi danni, ma quello che basta per far prendere paura e soprattutto per farci star svegli, non dico tutta la notte, ma comunque con un'attenzione molto forte fino a questa mattina. Giusto per parlare di meteo, ci arrivano adesso i dati dall'ARPAV. La giornata, come dicevamo, è decisamente estiva con temperature già di 26, 25, 27, 28 gradi alle 11 di questa mattina. Naturalmente il caldo sta portando tantissime persone sul litorale veneto, veneziano, ma anche sui rilievi dove comunque ci si può gustare un po' di fresco in questo periodo. Allora, parlavamo della zona del Brenta. Il Brenta prosegue poi nella pianura. Ci sono stati nel corso degli anni problemi con le arginature, con gli argini, ma nell'Alta Padovana, comunque a Vigo d'Arzere, si è intervenuti. Conto alla rovescia per il completamento dei lavori dell'argine sinistro del fiume Brenta a Vigo d'Arzere. Lavori che si sono resi necessari per mettere in sicurezza il comune padovano colpito negli ultimi anni da eventi meteorologici straordinari. Valutato il rischio idrogeologico, la Regione ha deciso di agire. 1 milione di euro per i lavori dell'area in località Saletto, nel tratto di circa 2 chilometri a valle del ponte provinciale della Libertà. Un'opera che, secondo l'assessore Bottaccin, garantirà le condizioni di stabilità e funzionalità dell'argine, migliorando anche le condizioni originarie del corso d'acqua, andando inoltre a migliorare la sicurezza idraulica dell'abitato di Vigo d'Arzere.
e ovviamente l'obiettivo principale è quello di mettere in sicurezza l'abitato, però sottolineo che è uno delle centinaia di interventi che abbiamo realizzato in Veneto e delle centinaia di interventi che abbiamo in programma di realizzare in Veneto per la messa in sicurezza del territorio. Fa parte del grande piano, il cosiddetto piano dal Paus, perché l'abbiamo realizzato con l'Università di Padova, che individua centinaia e centinaia di interventi, dal più importante al più piccolo in termini economici, ma altrettanto importante, e che servono a ridurre al massimo il rischio per i cittadini in caso di eventi meteo rilevanti, che purtroppo sono sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sulle polemiche legate alla dunata degli alpini a Rimini. L'assessore regionale Elena Donazzan, che è già intervenuta più volte su questo tema, continua a battere durissimo. Sentiamo. Elena Donazzan non ci sta all'attacco ormai quotidiano contro gli alpini accusati di aver molestato alcune ragazze alla Dunata Nazionale di Rimini e lancia quella che ha tutto il sapore di una provocazione. In un quotidiano di Rimini oggi viene riportata la notizia di uno straniero ospite di un centro di accoglienza fermato per il tentato stupro ai danni di una giovane. Allora io vorrei vedere le donne di sinistra che ho visto schierate a condannare gli alpini, dire che sono gli immigrati, e quelle che dicono che devono essere cancellate le adunate degli alpini dovrebbero dire che devono essere chiusi i centri di accoglienza. Poi aggiunge: vede, io invece non dico questo, io dico che gli alpini non si toccano perché non c'è nessuna, in 93 adunate, caso di denuncia confermata in 93 adunate. Se a Rimini è accaduto qualcosa di diverso e se uno di quei casi è stato e viene dimostrato, è l'associazione nazionale che farà per prima quello che queste signore stanno facendo oggi, cioè condannando a priori. Elena Donazzan poi punta il dito contro l'associazione Non Una di Meno. Le signore del Non Una di Meno, questa associazione così zelante da dire già il giovedì che c'erano segnalazioni e il venerdì ne aveva centinaia e centinaia, è la stessa di Trento. A Trento torna l'assessore. Queste signore dell'associazione avevano già detto le stesse cose. I giorni precedenti aveva detto che ci sarebbe stata una orda barbarica che sarebbe arrivata a Trento, che le donne dovevano avere paura e che ci sarebbero stati episodi di macismo. Ebbene, non è accaduto nulla e questa stessa associazione fu costretta a rimangiarsi le cose che disse. Trento 2018. A chi chiede le sue dimissioni, la Donazzan risponde a chiare note. Di no, io sono fieramente schierata al fianco degli alpini e se un giorno dovessi lasciare una carica istituzionale per avere difeso gli alpini o la patria, ne sarei fiera. Ora noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno e ancora buona domenica, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto c'è una gran bella giornata, una gran bella domenica di sole. Abbiamo visto temperature decisamente estive già dalle prime ore del mattino. Si sfioreranno probabilmente i 30 gradi durante la giornata. Questo sta consigliando a tantissime persone di spostarsi verso il litorale, verso le spiagge che oggi ieri effettivamente hanno il primo vero weekend d'apertura. Altri si stanno recando in montagna sull'altopiano di 7 comuni, Lessinia, sulle Dolomiti. Vediamo al Lido di Venezia come ci si sta preparando alla stagione. Da oggi aprono le capanne dei primi stabilimenti balneari al Lido di Venezia. Questa mattina è toccato a Capri, dopo gli ombrelloni in funzione del 23 aprile, ora tocca alle storiche capanne, che sono il simbolo dell'estate sulla spiaggia al Lido di Venezia, ritrovo per le famiglie di tanti veneziani. Le premesse per la stagione sono ottime, tanto che le prenotazioni delle capanne hanno già superato il 92%. Il presidente del Consorzio Stabilimenti Balneari del Lido di Venezia, Alessandro Rizzo, è soddisfatto. Abbiamo venduto più del 92% delle capanne delle Capri e diciamo siamo tra i primi che apriamo quest'anno e facciamo da cavallo di testa per la stagione. Credo sarà una stagione molto buona.
Quest'anno non avremo grandi problemi per i controlli, per i protocolli. Abbiamo sempre il limite di persone per capanna, quindi noi avremo comunque le liste delle persone che saranno presenti in spiaggia. Le capanne insomma non sono la stessa cosa degli ombrelloni, diciamo una tipicità storica del Lido di Venezia, la capanna dove la famiglia viene con i figli e passano l'intera estate qua. Ci saranno anche aperture serali. Stiamo lavorando anche per le aperture serali, sicuramente faremo 4-5 sabati con chiusura alle 10, con delle manifestazioni, concerti dal vivo. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di sanità, parliamo della sanità, in questo caso di Bassano, della Pedemontana. Noi della nostra redazione bassanese raccogliamo quasi quotidianamente richieste, istanze, lamentele da parte dei cittadini, dei telespettatori. Ieri un gruppo di consiglieri e amministratori del territorio ha dato vita al primo banchetto, al primo gazebo in centro storico a Bassano per raccogliere un po' di voci e anche delle firme per una petizione che chiede più attenzione per la sanità, alcuni dettagli piuttosto importanti fra liste di attesa, fughe di primari e molto altro, e però si chiede anche le dimissioni o la rimozione immediata del direttore generale Carlo Bramezza. Vediamo com'è andata. Ognuno di noi è una piccola goccia, ma insieme abbiamo formato un mare di gente. Questo il commento di una delle centinaia di persone che hanno letteralmente preso d'assalto il gazebo allestito in via Verci a Bassano da consiglieri e amministratori del bassanese per raccogliere le firme e la voce di chi vuole un cambiamento al San Bassiano e nell'ULSS 7. Il motivo che l'ha spinta a venire qui? Perché penso che i bassanesi meritano una sanità migliore e una gestione dell'ospedale migliore di quella che abbiamo attualmente. E quindi per spronare i sindaci e l'amministrazione regionale affinché ritorni a mettere al centro della sanità veneta un buon funzionamento dell'ospedale di Bassano. Oltre 600 firme raccolte in poco più di 3 ore, un dato clamoroso che mette nero su bianco la profondità del disagio che il territorio sta vivendo e subendo. Non è che io parlo per sentito dire, l'ho vissuto come dipendente, lo vivo come utente, quindi vedo che sono incazzato nero. L'ospedale purtroppo di Bassano ha avuto un calo enorme. Una folla di persone che ci hanno messo la faccia e la firma. Ha firmato anche lei, siete in tanti questa mattina, perché è venuto qui a firmare? Il signor Bramezza non si comporta come chi era prima e è tutto cambiato e noi da una certa età non possiamo mica avere tutti il mezzo sempre andare a Tieni, Schio e dappertutto, ecco. È meglio che cambia lavoro quel signore perché non sa fare il suo mestiere. Siamo veramente delusi, amareggiati, noi andiamo avanti con l'età, abbiamo bisogno di un servizio che qualche tempo fa l'ospedale era un top, adesso vogliamo la verità di qualcosa, dovete risolvere qualcosa, non è possibile lasciarmi in mezzo a una strada così. Dobbiamo essere seguiti come si deve, paghiamo delle tasse, paghiamo di tutto e dobbiamo essere seguiti come si deve. Il signor direttore del nostro bello ospedale che abbiamo potrebbe fare qualcosa di più e invece fa qualcosa di meno. Un Bassano si merita di più. Una situazione molto avvilente che va corretta. Vogliamo l'ospedale che avevamo prima. È una vergogna ed è ora che qualcheduno, sia la Lancerin e sia Zaia, prendono provvedimenti. Altro che dire che non ci sono problemi come hanno fatto i sindaci i giorni scorsi o la struttura sanitaria. Venite ad ascoltare le persone, le storie che hanno da raccontare, attese lunghissime, disagi e spesso, voglio dire, drammi familiari dietro. Voltiamo pagina, parliamo di politica, parliamo di elezioni, perché ieri
sono state consegnate le liste per quanto riguarda le comunali del 12 giugno e scadevano i termini per la presentazione, appunto. 86 comuni al voto, sono oltre 200 i candidati sindaci che sono scesi in campo, spiccano i 3 capoluoghi di provincia chiamati al voto, i 9 candidati di Padova sostenuti da 24 liste, i 4 di Verona con 23 liste complessive e i 3 candidati di Belluno. 996.000 gli elettori veneti chiamati al rinnovo del sindaco e dei consigli comunali su una popolazione residente di 1.170.000. I ballottaggi sono fissati per il 26 di giugno, ballottaggi eventuali. Oltre a Padova, Verona e Belluno, altri 10 centri potrebbero dover ricorrere al secondo turno e in caso nessuno dei contendenti dovesse superare il 50% più uno dei consensi. Ben più vasta la totalità dell'elettorato veneto, la platea per quanto riguarda il referendum sulla giustizia, su cui ci si esprimerà nella stessa giornata per procedere poi allo spoglio delle schede. E approfondiamo con una delle città più importanti che vanno al voto: 9 i candidati sindaci a Padova, 700 candidati consiglieri. Vediamo. I candidati alla carica di primo cittadino del capoluogo euganeo sono 9, 7 uomini e 2 donne, 24 le liste a loro sostegno. Sergio Giordani, sindaco uscente, sarà affiancato da ben 9 liste: PD, 5 Stelle, Coalizione Civica, Per Padova, Europa Verde, Padova Bene Comune, Padova Insieme, Padova Futura, Giordani sindaco. Francesco Peghin con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, più Padova, il Popolo della Famiglia, Francesco Peghin sindaco. Lorenzo Innocenti per Torna Padova, Francesca Gislon per l'omonima lista. Paolo Girotto con la lista 3V Verità e Libertà. Domenico Minasola per Alleanza per Padova, Chiara Zoccarato per Alternativa. Luca Lendaro è sostenuto dalle liste Solidarietà, Ambiente e Lavoro e Tutta Nostra la Città. Infine Salim El Maumed per la lista Salim Sindaco Padova di Tutti. 24 liste per circa 700 candidati alla carica di consigliere comunale. I posti sono 32, 153.000 invece i padovani che saranno chiamati alle urne il 12 giugno. In questa notevole lista di comuni che vanno al voto e di cittadini chiamati a decidere per il sindaco e i consigli comunali c'è anche Rosà, una cittadina del Bassanese in cui ci sono 2 liste, 2 candidati e le 2 liste portano praticamente lo stesso nome. Sì, amo Rosà talmente tanto che entrambe le liste che si candidano alla guida di Rosà alla prossima tornata elettorale hanno deciso di chiamarsi così. Tanto la lista della candidata sindaca Elena Mezzalira, Lega e Civica Continuità Bordignon, quanto la civica del candidato sindaco Paolo Baggio. Noi avevamo già presentato questo nostro logo con Siamo Rosà nella raccolta di firme che abbiamo fatto per la gratuità della pedemontana nel mese di settembre-ottobre dell'anno scorso, del 2021. In quella occasione ci eravamo presentati nella lista Rosà Civica, che è quella uscente, la lista del Movimento 5 Stelle, che era un uscente, poi c'era questo nuovo gruppo che si stava creando, che voleva un po' aggregare questo movimento civico che c'è comunque a Rosà. 9 persone si erano avvicinate a noi, ecco, e avevano creato questa lista che si chiamava appunto Siamo Rosà, con cui poi abbiamo collaborato e ci siamo fusi all'interno di questa lista. L'abbiamo scoperto adesso, ce l'avete detto voi qualche minuto fa, noi abbiamo depositato la lista ieri mattina alle 11:30, l'ho depositata io, loro credo l'abbiano depositata questa mattina, adesso vedremo cosa succede, ci convocheranno, quale sarà la soluzione che potranno adottare, ma credo che chi vada a depositare una lista per primi abbia la paternità del simbolo. Comunque credo molto probabilmente avevamo avuto la stessa idea di sentirci molto appartenenti alla comunità rosatese e adesso cercheremo di risolvere la cosa, però credo che noi, avendo depositato prima, il simbolo appartenga a noi. Cambiamo ancora argomento, parliamo del settore primario, del comparto agricolo. Potrebbero esserci problemi con il grano a breve. La guerra in Ucraina sta già mettendo in difficoltà il settore cereicolo italiano. Le prime conseguenze sono state l'aumento dei prezzi dei mangimi, ma presto potrebbe toccare i prodotti per l'alimentazione umana e per primo il pane. E un segnale preoccupante è partito da Roma verso il Piave. Il Ministero dell'Agricoltura ha fatto una richiesta importante a livello nazionale a tutti gli operatori del settore di cereali e del seme di soia, chiedendo urgentemente
gli stock alla data del 15 marzo 2022. Questo nell'ambito del conflitto che è ancora in atto fra la Russia e l'Ucraina. È un'indagine preventiva, questo per portare avanti un programma di organizzazione, di prevenzione, perché appunto si vada incontro ad un fenomeno di razionamento a livello nazionale. Del resto, sottolineano gli esperti, il Veneto, come il resto dell'Italia, riesce a coprire poco meno della metà del fabbisogno interno. Il resto arriva per la quasi totalità da Russia e Ucraina. E con i magazzini ucraini pieni e bloccati dalla guerra, solo per il porto di Odessa si stima siano ferme 2,5 milioni di tonnellate di grano, la decisione di censire tutto quello che abbiamo in casa non è la sola presa dal governo in questa emergenza. Il Ministero ci ha chiesto di formulare coltura per coltura, siamo diversi docenti delle università di agrarie italiane, ci ha chiesto di formulare delle linee guida per aumentare e facilitare la coltivazione di cereali. Quindi non solo stoccaggio, ma anche produzione futura in una sorta di nuova battaglia del grano per evitare razionamenti e con una lezione per tutti. Purtroppo con la globalizzazione abbiamo pensato che le materie prime fossero sempre disponibili in qualunque momento e a prezzi bassi. Questo purtroppo non è più vero, o meglio è sempre stato vero, ma per un periodo storico abbiamo pensato che la produzione locale non dovesse essere sufficientemente, tutelata. Oggi ritorna molto importante questo imperativo. Di produzione locale, agricola, parla il prossimo servizio, perché torna ai piedi dei coniugani nel paese di Baone la tradizione della sgranatura dei bisi. La tecnica si tramanda da generazioni, si schiaccia il bacello e poi con il dito si fanno cadere i piselli nelle ciotole, via uno dopo l'altro con velocità. Il rito è quello della destegolatura dei piselli, o meglio dei bisi, che riunisce la comunità di Baone, il piccolo comune dei Colli Euganei, che dopo 2 anni ritorna a rivivere una tradizione che la pandemia aveva interrotto. Seduti all'interno della vecchia chiesa di Baone, recentemente restaurata, si rivive la tradizione del filò, si sgranano i bisi, si raccontano storie proprio come una volta. L'unico cambiamento è il distanziamento e la mascherina, misure di sicurezza che il Covid ci ha fatto conoscere ma che non fermano il senso di comunità che la destegolatura regala. L'emozione è grande, ma non dobbiamo... noi speriamo tanto che tutto vada bene per il meglio, perché è difficile ricominciare dopo 2 anni. Insomma, prima avevamo già un po' le mani in pasta, adesso siamo un po'... Però abbiamo tanta voglia proprio di riprendere e di pensare sempre il meglio. I bisi di Baone, chiamati anche le perle verdi dei Colli Euganei, rappresentano un'eccellenza del territorio della cucina veneta con il piatto della tradizione risi e bisi. La produzione per questa stagione sembra essere stata buona e il comune si prepara anche a rivivere la storica festa paesana che era stata sospesa durante la pandemia. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG, vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta per la regia, ringraziamo tutti i colleghi e i tecnici che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.